Amici dell'Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palaponini di Cinque Fronti, pronti per trasmettervi un'altra giornata di campionato, l'ottava. La pallavolo Jolly Cinque Fronti affronterà Barcellona Pozzo di Gotto. Un saluto da Gabriele Bonini che vi parla, a fianco a me come sempre Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, alla regia Annalisa Gallo. La Jolly dopo una settimana di riposo si ritrova qui al Palaponini dopo la vittoria di 2 settimane fa contro Palermo per 3-0. Barcellona Pozzo di Gotto che proviene dalla scorsa settimana con una vittoria anche esso di 3-0 contro Cuba e Catania. Presentazione delle squadre al Palaponini. Gli arbitri, Renato, ce li hai scritti tu? Sodano Pierluigi e Ristica Giovanni. Squadre e saluti. Inno della Jolly che suona al Palaponini. Vedremo come si comporterà la Jolly dopo la settimana di stop. C'è anche una novità, Renato? Sì. Per quanto riguarda i numeri. La federazione non la capiamo, però non si possono superare, non si può superare il numero 18. 19, 19? Siccome abbiamo un 18 solo. Sì, 19 infatti, è diventato 18, quindi non ci possono essere numeri 19. Infatti Peppe Orlando che aveva la 19 si è ritrovato che doveva cambiare la maglia, infatti la dirigenza ha subito cambiato il numero con un nastro adesivo disegnato colorato. Questo per i più piccoli, per rendere no? il 18. Per i bambini che sono all'asilo, che non sanno contare fino a 20, allora la federazione dà queste nuove direttive. Poi vedremo la motivazione, da qualche parte sarà scritto su internet, cercatelo e mandateci un WhatsApp. Noi l'abbiamo scoperto ora. Quasi tutto pronto al Palaponini, è il momento dello starting six. Ovviamente prima la formazione ospite, vedremo come si schiererà in campo. Eccoli lì. Primo arbitro che prende posizione adesso sul seggiolone. Salutiamo come sempre la famiglia Orlando che ha già mandato i saluti tramite messaggio. Numero 3 Filoramo, centrale. Numero 11 Mazza, opposto. Numero 12 Vitanza, schiacciatore. Numero 13 Russo, centrale. Numero 14 Accetta, schiacciatore. Chi rimane? Liberi. I liberi. Numero 5 Di Luca. Nel secondo libero il numero 2 Costantino. Per la Jolly Diana, centrale. Pugliatti, Pugliatti, non mi ricordo il nome. Marco, no, questo è Marco. Marco. Poi Dionisio Di Pasquale. Mille Francesco Pugliatti. L'Orlando Furioso. E puntorieri il libero. Questa è la squadra. secondo libero Luca Meleca per la Jolly. Gli allenatori per la Jolly ovviamente mister Tomasello. Barcellona allenato da Carizzi. Ora sì che è tutto pronto al Palaponini. Secondo arbitro che controlla le formazioni in campo.
Inizia il Barcellona a servire con il numero 14 Accetta, che accetta la palla. Accetta l'invito di andare al servizio, lo schiacciatore del Barcellona. Ancora qualcosina da controllare. Primo arbitro che parla adesso con un membro della dirigenza della Jolly. Ah, c'è qualche problema nel seggiolone. È caduto l'arbitro? No. Non era centrale? No, lo vuole spostato, non si sa. Ora è leggermente sulla destra rispetto... Sì. Perché così si appoggia da un lato, ok. Adesso gioco che può cominciare. Bene, dopo aver sistemato il seggiolone e dopo che la federazione ha fatto per i bambini, cioè abbiamo il seggiolone, i numeri per i bambini, si ferma sul nastro questo primo servizio del numero 14 Accetta, che accetta i complimenti dei compagni. Oggi con questi cognomi. 1-0 quindi per la Jolly 5 Pronti. Diana al servizio, vediamo se ci sono lo squillo di campane. Gioca bene. Numero 12 sfrutta il muro, ma c'è copertura a fondo campo. Alza Diana per Francesco che fa un money out. Oddio, forse il pallone era in. Iniziamo già da subito con qualche dubbio. Beh, ma il secondo era lì, lì. Secondo era lì, E quindi il secondo punto per la Jolly 5 Pronti. Ancora Diana al servizio. Jump float per lui sul libero. Numero 11 appoggia in rete. Mazza l'opposto su una alzata da fondo campo di Vitanza. Poteva fare decisamente meglio Mazza, decide di scegliere il pallonetto. Ma erra l'attacco. Ancora Stefano Diana quindi per la Jolly. Pallone ricevuto bene del primo Barcellona. tempo è out. C'è un'invasione di Orlando. Sì. Primo punto per la squadra ospite. A servizio Russo per il Barcellona, senza saltare da fondo campo. Mille per la Jolly, che mette a segno il quarto punto della Jolly. Buona la costruzione della Jolly, buona la ricezione e buona la conclusione. Un saluto a Pippo. Tu dici chi è? È un mio amico di Barcellona. Ciao Pippo. 4-1 quindi il punteggio. Francesco Pugliazzi al servizio, spin out. Lui completamente out. Per un attimo potevo pure colpire Mazza, che stava prendendo posizione. E bisogna stare attenti, quando va a rete bisogna stare attenti ai colpi di Mazza. Sì. Out intanto il servizio del Barcellona. 5-2. E Luciano Mille pronto per la Jolly. Spin anche per lui. Mille out. Dopo la spin di Francesco Pugliatti, anche la spin di Luciano Mille termina fuori. E quindi Barcellona dietro di 2 in questo momento. Servizio teso, sì. In bagger Luciano Mille per Dionisio Di Pasquale, era una palla un po' troppo avanzata. C'è anche invasione di Dionisio Di Pasquale. Giustamente il pallone era troppo avanzato. Lui ha provato ugualmente ad arrivare su questo pallone. -1 il Barcellona con Vitanza al servizio. È lunga a colpire Francesco Pugliatti. 6-4.
Orlando al servizio. Molti errori al servizio da entrambe le parti in questo inizio. Giuseppe Orlando per la Jolly. Servizio non ricevuto al meglio, può schiacciare Accetta. Costruisce Mazza ed è out, mani out, Cristi, te l'avevo detto io, bisogna stare attenti ai colpi di Mazza. Pallone forte sulle mani del muro avversario e ottiene il quinto punto. Speriamo di dire bene questo cognome, Filoramo, se l'accento è stato messo bene. Così è scritto qui sul nostro foglietto. Sì, Dionisio Di Pasquale. Dionisio con una palla piazzata sui 3 metri si propone dopo la ricezione e piazza questa palla. E torna al break la Jolly, 7-5. Marco Pugliatti al servizio, intanto si deve pulire il campo. Anche se il Pala Bonini è più freddo rispetto agli altri giorni. Si sta riempiendo anche a mano. Marco Pugliatti al servizio, riceve il libero, il numero Di 5. Luca. Attenzione, Accetta, colpo di Accetta. Bravo Stefano Diana. Ce ne sono 2, colpo di Mazza e colpo di Accetta. Non so come andrà a finire stasera. Puntorieri con una spalla è riuscito a sollevare questo pallone. Stefano Diana ne approfitta. Non se l'aspettava nessuno dalla parte del Barcellona. 8-5, ancora sempre Pugliatti su Di Luca. Chi c'è di là? Mazza? Sì. Pugliatti all'indietro verso Francesco Pugliatti, tocco del muro. Nono punto per la Jolly, buona la costruzione, buona l'intesa tra i due Pugliatti. Marco Pugliatti ancora al servizio. Sempre, no, questa volta su Vitanza, Accetta e tira out. Sì. No, era Vitanza lo schiacciatore, Gabriele? No, ha schiacciato Accetta. Accetta, ok. Ha provato un attacco parallela a fianco del muro, pallone che è andato out. Su Di Luca che non para, ma è andato dall'altra parte, Dionisio salva Barcellona, sì. Mazza, puntorieri con un braccio, poi Dionisio Di Pasquale, Tenga lunga, non l'ha toccata, la tocca? Chiama tocco, ma forse c'è perché il 16 non protesta degli esposti. L'ha vista bene, dice. Complimenti, ha fatto i complimenti all'arbitro, l'hai vista? Ci ha detto proprio, l'hai vista. Fair play. Time out Barcellona. Sì, chiama time out coach Carissi sul 11-5 per la Jolly. Mister Tomasello inquadrato che parla con Stefano Diana, adesso con Dionisio Di Pasquale. Probabilmente li sta proprio correggendo l'ultimo tocco di Dionisio, che è andata a fortuna, è andata questo attacco. 11-5. Marco Pugliatti ancora per la Jolly. Jump float per lui, sempre su Di Luca. Libero, sì. Mazza, muro, ma c'è copertura. Accetta. Bene anche Puntorieri. Dionisio Di Pasquale. Copertura anche dall'altra parte. Pugliatti a recuperare un ottimo pallone. Dionisio Di Pasquale a schiacciarlo. Non si sono accorti dopo questa
difesa di Puntorieri Marco che lancia Pugliatti ad una Pugliatti. mano Mazza e poi, Dionisio conclude. Mazza poi a muro su Dionisio. Non si ravvede degli esposti. 12-5, ancora Marco Tesa questa Pugliatti. palla, fil di rete, accetta, Ora uno. di nuovo non ce la fanno, però questa volta Dionisio si butta su questa palla, ma non c'era l'altezza giusta, non c'erano i tempi per poter raggiungere. Yes. Mazza 12-6. al servizio. Spin per lui. Out. E quindi Jolly che avanza di punteggio. 13-6. Adesso Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly. Come sempre. Ricezione da corta del Barcellona. Sì. Pallone che Riesce a viene recuperare recuperato. questa palla. Meleca poi a tenere in gioco il pallone per la Jolly. Luciano Milla a mandarlo di là. Primo Costruzione tempo, Barcellona. di nuovo Ancora il Meleca. libero. Francesco Pugliatti, palla che sbatte sul nastro, costruzione del Accetta, Barcellona. Ora mani out. Ora out. E quindi Barcellona che trova il suo settimo punto. È stato bravo Luca Meleca per la Jolly. Spin ancora. Dionisio Di Pasquale, primo tempo di Diana. Stefano, Diana, bravi. Si trovano Aiutato Lazzatore e dal Centrale. nastro. Si trovano il palleggiatore e il centrale del 5 Frondi. 14-7. Proprio Stefano Diana ad andare al servizio. Riceve il libero, forse il pallone era destinato a out. Bravo Pugliatti a Alza leggere Francesco questo pallone. Pugliatti, è Out. out. Out l'attacco di Francesco Pugliatti. 14-8. Vedo per la Jolly un Marco Pugliatti molto sveglio in fase di recupero palloni. Lo stavamo investendo mentre... Russo al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti al centro per Peppe Orlando. Chi spalla il numero 13 di petto, Russo, impatta il pallone e finisce Out. out. 15-8 quindi il punteggio. Francesco Pugliatti al servizio, Pugliatti F che stavolta effettua una flotta e non Su una spin. Di Sempre Luca. sul libero, sì. numero 12 Vitanza. è out il muro su questo attacco di Vitanza, di poco out, però sotto controllo del Barcellona. Degli esposti al servizio, anche per lui jump float molto Tesa, tesa. oh, E quindi pallone che viene giocato dal Barcellona all'indietro. ed è di nuovo mani out altro mani di out. Vitanza. Prende le misure il Barcellona, continua a creare punti con il mani fuori. Ancora degli esposti al servizio, riceve Simone Puntorieri. Marco Pugliatti, bella lanzata per Luciano Oh, Mille. lo ha preso in faccia il numero 3 Filoramo, il centrale viene colpito involontariamente ovviamente 16-10, cambio per la dall'attacco di Jolly Mille. Entra Fabiolino Remo. al posto di Luciano Mille che era al servizio, quindi Fabio Remo al servizio per la Jolly, anche per la ricezione. Sempre Fabio sul Remo. libero, Costruzione buona, piazzata di Vitanza, Sì. che vede un buco al centro, non forza e piazza Scavalcando palla a il centrocampo, scavalca il muro, punto. 16-11, Attacco intelligente. Vitanza al servizio. Teso su Dionisio Di Pasquale, Dionisio attacca e la palla si insacca sul muro di Mazza. Ricce singolare per Dionisio Di Pasquale, viene preso di mira
sulle battute avversarie, ma lui risponde bene. Addirittura riesce anche a schiacciare il pallone. 17-11. Peppe Orlando al servizio, intanto il Palaponini si è riempito. Non ha una buona ricezione, quindi Peppe Orlando a recuperare palla dietro. su questa free ball. Oh, come passa Francesco Pugliatti. Aveva più opzioni Marco Pugliatti, poteva dare al centrale, dal fratello in posto 2. Ancora Peppe Orlando al servizio per Però c'è il secondo time out Barcellona. Time out. Ma ce l'ho vicino il mouse, Quindi tutti e due i time out chiamati da coach Carissi. Intanto vi ricordo di passare nei nostri canali social dell'Edicola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook, basta cercare Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina in maniera da non perdervi nessun video. Quando andiamo in diretta vi arriverà la notifica. 18-11, rientrano in campo le due squadre. E quindi il gioco che può riprendere con Peppe Orlando al servizio. Jump float per lui. e si ferma sul nastro. Altro errore al servizio quindi per la Jolly 5 Frondi. 18-12 il punteggio al servizio. Filoramo. Secondo arbitro che fa accenno, si può iniziare. Riceve Fabio Remo, Marco Pugliatti a rimandarla di là. Free ball per la Jolly. Marco ancora all'indietro verso suo fratello che smanaccia questo attacco. Palla che finisce out. Era una palla un po' arretrata per lui e quindi ha colpito più forte che poteva. E la palla è finita out. 18-13. Ancora Filoramo al servizio. Riceve Puntorieri. Marco Pugliatti all'indietro per il centrale. Stefano Diana. Buona questa combinazione della Jolly. Palla che finisce, se non sulla linea, poco prima della linea di fondocampo. 19-13. E Marco Pugliatti al servizio, quindi Jolly in +1. Pallone teso, riceve bene Vitanza. il numero 12. Sì, Vitanza. Il numero 9 lascia il libero, ma la palla cade in campo su questo muro dell'attacco di Ferracù. Quando è entrato Ferracù? Che io non l'avevo notato. Non l'avevo notato, forse è entrato ora con... Dopo del time out, sì. Io ero impegnato con il signore che mi chiedeva chi era in panchina. Non lo so chi è in panchina laggiù. Sarà il medico comunque. 20-13, Marco Pugliatti ancora al servizio. Riceve, Sempre sul non bene. libero preso Di mira, sì. Ferracù a rimandarlo di là. Meleca poi a rispondere per la pipe di... Remo. Questa forse era doppia, ma no. Comunque non c'è stato nessuno poi ad andare sul secondo tocco. Era a E quindi- muro il primo tocco. Sì, ma era già sceso, veramente. Sì, era in discesa. Sì. 21-13 dopo il punto in pipe di Fabio Remo. Marco Pugliatti, errore di formazione nel fallo del Barcellona. 22-13, nettamente sulla Jolly. Chiede spiegazioni Barcellona, chiamato sotto la seggiolone dell'arbitro il capitano degli esposti. 22-13, ancora Marco Pugliatti al servizio. Su Vitanza, Non bene. degli esposti in bagger per Mazza, il muro, Luca Meleca ad alzare il pallone. Marco Pugliatti per Dionisio Di Pasquale. copertura del numero 16 a fondo campo Ui, e senza muro. muro Mazza. Colpisce dove Remo non può arrivare. 22-14.
È proprio Mazza ad andare al servizio per Barcellona. Spin per lui. Buona la spin, è buona anche bene. la ricezione, è buona anche la schiacciata di Francesco Pugliatti che angola parecchio. 23-14, quindi il punteggio. Giolli a -2 dal set. Dionisio Di Pasquale al servizio. Pallone su Ferracù. Andata Mazza. all'indietro per Mazza. Il muro della Dai. Jolly. Nessuno in copertura. Ed è il 15° punto per la formazione ospite. Al servizio ancora con Ferracù. Meleca questa volta Puntorieri. è ora un pochino lunga, cerca di raddrizzare Marco Pugliatti, Non ce l'ha fatto. batti e ribatti, la palla viene rilanciata al campo della Jolly per il 16° punto Barcellona. Ferracù di nuovo su Dionisio Di Pasquale, di nuovo non bene questa Impaga. ricezione, e anche la schiacciata di Remo Fabio Remo che finisce a rete. E sicuramente Time ci sarà un, ecco, stavo dicendo, sicuramente chiamerà un time out. Mister Tomasello. Quindi sono 3 i time out in questo set. 23-17. Finisce qui il time out. Squadre che rientrano in campo sul 23-17. Il pallone del Barcellona al servizio con Ferracù. Riceve Dionisio Di Pasquale, primo tempo di Diana. 7 set point per la Jolly per chiudere questo primo set con Diana al servizio. Riceve ancora non bene Di Luca. E poi Vitanza a schiacciare per Barcellona. Un po' di confusione nel campo del Barcellona. Pallonetto. Stefano Diana in copertura. Pugliatti all'indietro per Francesco. Che chiude il Si set. chiude con un money out. Chiude il set con un money out. Francesco Pugliatti. 25-17. Questo primo set al Palaponini di 5 frondi. Jolly che in questo set si è dimostrato nettamente superiore di un Barcellona in difficoltà soprattutto nelle ricezioni, e ha permesso alla Jolly di volare via con il punteggio. Distacco della Jolly gestito con calma e con cura dai ragazzi di Tomasello. Mandiamo la classifica. Allora, la Farmap Saber Palermo ha 13 punti in condominio con il Volley Letojanni Messina e con l'altra farmacia probabilmente, Dottor Leben Cicastello Catania. A 11 punti Costa Dolci Papiro, 10 Provenzano Partanna, 9 Vitami Barcellona Messina che abbiamo qui ospite, la Diper a 8 punti, Centro Sicilia Cupe Catania 6 punti, Aquila Bronte 4, Tonno Callipo 3, Volley Catania a 0 punti. Oggi c'è lo scontro Volley Catania Letojanni, ecco già. Volley Catania Costa Dolce Papiro, si so che c'era uno scontro al vertice. No. E Tonno Callipo. No, c'è un testacoda invece. C'è un testacoda. Sì. C'è un testacoda. Letojanni contro Catania. Tonno
No, è il Catania l'ultimo, ragazzi. Eh, Volley Catania contro Costa penultimo Dolce Papier. penultimo c'è E penultima c'è un testa coda con Tonno Callipo, Volley Letoianni Messina. 4 le partite oggi con questa molto corta, sì, abbiamo un girone 11 con squadre poche iscritte, squadre, 11 squadre. sono più i riposi. Sì, tre turni di riposo, Tre turni di riposo, tre slot liberi. A andata e ritorno sono 6. Ogni tanto può capitare che 2 riposa si scontrano e quindi sono 5 partite. Ma anche in A3 so che sono 11 squadre nel girone. Vedremo se il prossimo anno cambierà qualcosa, speriamo, ma penso proprio di no. Si ritorna in campo con Ferracù che rientra, quindi chi è uscito, Gabriele? Ferracù è entrato al posto di Vitanza forse. No, il numero 12 è in campo, c'è in Vitanza campo. in campo. Allora di Accetta, Accetta il numero 14. manca. Quindi l'unico cambio. Quindi entra Ferracù e accetta la sostituzione. Partirà la Jolly al servizio in +1 e con il Marco libero di difesa, Pugliatti. con il libero di difesa Luca Meleca. Pallone teso, palla a terra, ace. davanti al libero Bello di Luca. questo ace, bello questo ace con la palla che scende. Di Luca non intercetta questo pallone ed è 1-0 per la Jolly. Avanti 1-0 di 7, avanti 1-0 di punteggio. Ancora Marco Pugliatti. Di nuovo ci riprova, Su Di non Luca. al meglio di Luca, Mazza. Luciano Dall'altra Mille. parte Luciano Mille e Dionisio Di Pasquale, mani Mani out, out. si tuffa. Mazza cercando di recuperare questa palla. 2-0 per la Jolly. Marco Pugliatti ancora al servizio. Riceve Barcellona. Primo tempo, Attacco centrale, bene. tenuto da Luca Meleca, bravissimo qui. Dionisio Di Pasquale, copertura a fondo campo di Ferracù. Doppia. La schiacciata di Muro, Vitanza, ma Muro a 3. c'è un ottimo intervento del numero 11 Mazza Ancora Vitanza. in difesa. Costruisce la Jolly all'indietro con E Francesco mani Pugliatti, out. mani out. Sfrutta le mani del numero 12 Vitanza, appoggiandogli quel tanto che basta la palla sulle mani. 3-0, abbiamo visto una bellissima azione, Abbiamo la visto più bella, due belle difese. la più bella della partita. Marco Pugliatti, riceve Di Luca, stavolta bene. Mazza, tocco del muro, il libero Arriva si tuffa. Meleca, sì. Dionisio Di Pasquale, di nuovo in Ancora libera copertura. Meleca, ovunque. Dionisio Di Pasquale a Di schiacciare. qua, Pallone che- in tuffo. Filoramo manda la palla in panchina. Bene il nostro Meleca. piccolo libero. Bravo, bravo Luca. 4-0. E si deve pulire il campo del Barcellona dopo la scivolata. Sì, con due Di bambini. Filoramo. Guarda quanto sono piccoli. Marco Pugliatti ancora per la Jolly. Lungo. Out questa volta, sì. Ha cercato un pallone più lungo rispetto agli altri servizi. Cambio di libero, Gabriele. Sì. Entra Anche il numero 2, Costantino. il doppio libero anche per Mi pare che è la prima Barcellona. volta che entra Costantino. in questo set sì. Cioè anche nell'altro non è entrato.
Intanto Quindi palleggiatore degli Barcellona- esposti al servizio. Barcellona che adotterà il doppio libero in questo set. Lunga, ma cade, In. scende, si sposta Simone Puntorieri. Puntorieri. La palla cade in campo. 4-2. Si riduce lo svantaggio del Barcellona. Ancora il Nuovo. servizio con il lanzatore. Stavolta fa guardia e Ancora Stefano Diana. Diana manda, Jolly. vede la squadra del Barcellona tutta nei 3 metri e manda a fondo campo. Dionisio Di Pasquale intanto al servizio. Da fondo campo come sempre. Riceve bene il libero di Luca. Buona la schiacciata di Vitanza, sì. C'era stata anche una buona ricezione di Luca. 5-3. Ed è proprio Vitanza ad andare al servizio. Meleca ma tira dall'altra parte. Puntorieri, non al meglio. Puntorieri, non Meleca. Non al meglio Puntorieri questa ricezione. E torna dietro di uno. Non ammortizza, la palla schizza via. Torna dietro di uno il Barcellona. Ancora Vitanza al servizio. Questa volta Bravo Pugliatti ad intercettare. 1000. Murato, monster block di Filoramo che permette il pareggio alla sua squadra. 5 pari. Jolly che sta soffrendo con questa rotazione. Da un 4-0 al 5 pari Gabriele. E in Ace di nuovo. di Vitanza. Continua a servire in maniera ottima lo schiacciatore del Barcellona. Molto tesa. Sì. A fil di banda. Quindi 2 ace per lui. Si deve raccogliere il pallone che è finito nell'angolino del palazzetto. Arriva adesso e chiama timeout mister Tomasello, il primo di questo set, dopo che gli avversari sono passati in vantaggio. Vedremo come risponderà la Jolly dopo questo timeout. Da un 4-0 abbiamo avuto un 4-2, poi il punto della Jolly del 5-2 e poi solo punti del Barcellona fino ad arrivare al 5-6. Chiama anche formazione il capitano Marco Pugliatti, quindi dobbiamo attendere ancora un altro po' per far riprendere il gioco. Servizio del Barcellona, riceve 1000. Pugliatti all'indietro per Francesco Pugliatti, si stacca il pallone però viene recuperato. E poi free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Sempre all'indietro con Francesco Pugliatti, c'è Ferraccu a tenere in gioco il pallone. Mazza a schiacciare, pallone che finisce nel campo del Barcellona. All'indietro Ferraccu che buca il muro della Jolly. Pallone che cade davanti a Dionisio Di Pasquale. Break del Barcellona, il primo di questa partita. 5-7. Sono 5 i punti consecutivi, Gabriele, del Barcellona. Vitanza ancora al servizio. Riceve Luciano 1000. Marco Pugliatti proprio per Luciano 1000. Che questa volta buca. A tutto braccio. Luciano 1000. Bella alzata di Marco Pugliatti che con la complicità del suo centrale manda 1000 a schiacciare. 6-7. Diana al servizio. Riceve Ferraccu. Di nuovo Dietro per Mazza, Mazza. Muro.
Di nuovo Mazza di nuovo. E questa volta viene curato. Invasione del muro della Jolly. Peccato. Luciano Mille penso sia stato lui a toccare la rete per questa invasione, e quindi avanti ancora di 2 Barcellona. Pallone teso, viene recuperato Peppe Orlando, poi primo tempo. Sì, un money out con questo primo tempo. Si scontra con il centrale opposto. 7-8. O è centrale o è opposto. Però era opposto al centrale. Il suo opposto. Sì. Francesco Pigliatti al servizio. Buona la costruzione del Barcellona. Bella money out di Ferracù. Bella l'alzata. 7-9. Un po' in stand by la Jolly in questa fase. Sì. Al servizio Mazza. Jump corta. Luciano Mille ed è out. Out dopo il tocco della rete. Pallone Era che carambola via. Stato mandato dal fratello a schiacciare senza muro. Gabriele ha schiacciato con il muro in discesa. Ancora pallone corto, riceve bene Luciano Mille, l'attacco centrale di Peppe Orlando. Buona la combinazione con il suo alzatore. C'era l'angolino in posto 5. Una 7 molto bella. Non era in posto 10. 5? No. È fuori campo il 7. Luciano Mille per la Jolly, vediamo se la forzerà. Sì, jump spin per lui. Out. Forza troppo. Ed è ancora avanti di 3 Barcellona. Con Ferracù allora al servizio. Out. Sì. Stavano per andare sul pallone puntorieri e Mille si sono accorti che il campo era finito e quindi lasciano sfilare il pallone. Torna dietro di 2 la Jolly. Con Orlando al servizio. Riceve Di Luca degli esposti, la alza. Tocco del muro, non c'è nessuno dietro. Eppure era una palla lenta, Sì. Ha ammortizzato abbastanza il muro della Jolly, ma non c'è stata la lettura dei compagni del 5 fronti. No, erano troppo allungati. 9-12. Russo al servizio da fondo campo senza saltare. Dionisio Di Pasquale. C'era Mazza sul pallone ma in caduta. E non riesce a In sollevare. seduta più che in caduta. Stava cadendo all'indietro, quindi si è seduto, non è riuscito a raggiungere in avanti la palla. Marco Pugliatti al servizio, 10-12. Riceve Ferracù. Primo tempo è out. Primo tempo di Filoramo. Sì, che si scusa con il suo alzatore. Poteva sfruttare meglio questo pallone. Sì, c'era tutto il campo a disposizione. Torna dietro di 1 la Jolly. Marco Pugliatti al servizio. Riceve numero 12 Vitanza. Ed è puro con la complicità dell'opposto Mazza. Si va sulla parità. C'è un cambio? No. No. Era Giacomino Paramo che controllava il punteggio. Marco Pugliatti ancora per la Jolly. Buono il servizio, sempre Vitanza, sì. E Vitanza viene servito. C'è di Ora nuovo il ancora. muro, ma Mazza questa volta ci arriva. Di nuovo Vitanza, ma Out. tira out. Asta. Inutile le proteste del Barcellona, dell'allenatore e di Vitanza. Pallone che era nettamente
sul nastro. Sull'asta. È sul nastro. È sul nastro. Degli esposti a parlare con l'arbitro. Abbiamo avuto Non anche c'è il stato replay, tocco, vero? si è fermata sul nastro asta. 13-12, Marco Pugliatti sempre al servizio. Sempre Ancora su Vitanza, e Vitanza verrà servito. No, primo tempo, ma c'è il muro. La testa più che altro. 1000. Primo tempo di Diana, fondo campo Ferracù, recuperano 1000. Poi invasione degli esposti, 14-12, ma comunque c'era stata una bellissima azione. Comunque era a delle terra la squadre. palla, Sì, indipendentemente sì. Degli esposti ancora a parlare con il primo arbitro, presente negli spazi, tra l'altro anche Casomai potevano recriminare sul primo tocco di 1000, ma la doppia mi pare che al primo tocco non si considera, giusto? Tu sei l'esperto, Gabriele. Intanto un errore in fase di ricezione del Barcellona, 15° punto per la Jolly. Dicevo, negli spazi è presente anche l'osservatore degli arbitri. E chiama time out l'allenatore Carissi. Squadre che rientrano in campo in questo momento dopo il time out chiesto dalla formazione ospite. Jolly al servizio con Marco Pugliatti. Marco Pugliatti Su sempre su Vitanza, questa che volta non la palla è riceve di bene. qua. Tocca degli esposti che stava esultando, ma comunque Dionisio Di Pasquale quando ha schiacciato ha toccato proprio il braccio di degli esposti. Esatto. Giallo, cartellino giallo per degli esposti per la squadra. 16-12, primo arbitro a colloquio proprio con degli esposti che ha fatto un cenno di protesta. Ma non l'ho visto io la protesta, sinceramente. Cosa? Ha solo esultato per il punto che non c'era. No vabbè, poi si era girato un po' per dire com'è possibile. Perché pensava che gli desse punto. l'invasione. Ah, ecco, può darsi. 16-12, ancora Marco Pugliatti al servizio. Corta Pallone, su sì, di strano. Luca. Primo tempo, Muro. Parato da Stefano Diana. Muro in solitaria per Stefano Diana, ottiene il 17° punto per la sua squadra. E se la Jolly ha sofferto sul servizio di Vitanza, se non mi sbaglio. Questo è il quinto punto consecutivo, Sì, Gabriele. adesso gli Di avversari Luca soffrono sul servizio di per Pugliatti. Mazza, che da un pezzo che non viene utilizzato. 1000 in bagger per Dionisio Di Pasquale, che cerca di rimandare comunque dall'altra parte. Mazza ci riprova, Muro, Russo, di nuovo Mazza, di esperienza ha lanciato la palla sulle mani, sulla mano di Dionisio in discesa, sfruttandola per il money out. 17-13 quindi il punteggio in +1 in questo momento Degli esposti, Lunga, out. Alzano tutti le braccia panchinari e giocatori del Jolly per segnalare questo pallone out. 18-13, Dionisio Di Pasquale al servizio come sempre da fondo campo, piccolo saltino su pallone numero teso. 9 che non indietreggia, Ferracù
Ace sporco di Dionisio Di Pasquale. Sì, si aspettavano una palla corta quelli Esatto. del Barcellona. Ferracù che non Non ha legge fatto, non e ha non fatto fate un il passo passo indietro. indietro. Non ha fatto un passo indietro. Invece ha fatto il passito adelante. E sono di Barcellona. 19-13. Un'altra, mi dice la mia regista che è un'altra, ma Ace! in campo di nuovo conflitto tra Ferracù e il libero Di Luca. La palla cade tra i due che si guardavano in faccia. Sì, mi dice la mia regista che è un'altra Barcellona. Io penso fosse una partita internazionale. Salutiamo Pippo. Ciao Pippo. Non dico il cognome, ma una ferramenta. Ancora Dionisio Di Pasquale per la Jolly. Sempre lì, Mazza come può degli esposti. Si E pallone insacca che si e Vitanza porta Bravo. avanti. Bravo Vitanza. Non un'ottima alzata quella degli esposti, ma Vitanza ha Muro tutto braccio. staccato, ecco un cambio. Oh, Signori, oh, oh. entra nel ruolo di schiacciatore Vabbè, eccolo. lo Scugnizzo di Siderno, Lo sto inquadrando. il nostro terzo libero. Quindi ricezione. Non schiaccia però. Dai Ale. Sì, in fase di ricezione. Come Tomasello utilizza anche Remo, no? Per la ricezione. Adesso ha la Eccolo che possibilità chiamato usare subito un in causa Mille. Bravo. E schiaccia un lungolinea sul piede di degli esposti. 21-14. Buona questa mossa di Tomasello di schierare in questo momento in fase di ricezione Alessandro Santacroce con il numero 6. Stefano Diana al servizio Su di Luca che riceve bene degli esposti all'indietro per Mazza, Mazza Murato. e pallone che li rimbalza sulla sua spalla. 22esimo punto della Jolly. Lo Scugnizzo ancora in campo. Sì. Ora si fa tutto il turno di difesa barra ricezione, ovviamente, prima di andare in attacco. Stefano Diana riceve Di Luca, pallone che non viene sistemato. Bravo però Filoramo a mandare di là. E poi Francesco Pugliatti. sfrutta le mani di Ferracù per il 23esimo. Francesco Pugliatti. Sempre Diana al servizio. Mazza si insacca questa volta sul muro di Orlando che era piuttosto staccato da rete. Il Sì, secondo stesso di errore Muro. di prima, stesso Sì. errore di prima. Sempre con Mazza Mille e con E Mazza. Orlando al muro. e Mazza che colpisce. schiaccia, sì. Colpi di 23-15. Mazza. Russo sullo Scugnizzo che non riceve bene. Lo Scugnizzo era a fondo campo. Oh, una doppia. Alzata, È la fermo della quarta, Jolly. secondo me è la quarta, la 4 questa. Ferracù a rimandare di là, free ball, Simone Puntorieri. Marco Pugliatti all'indietro per Francesco, copre Luciano Mille, in bagger poi Marco Pugliatti, pallone che viene giocato da Barcellona. Ferracù. Out, ma c'è il tocco C'è invasione sulla di rete. Mille. Sì. Mille che tocca la rete. 23-16. Si deve asciugare il campo della Jolly. Ho scambiato prima il 3 e il 13 mi sa. Cosa? Perché Filoramo è il numero 3, mi sa che una volta l'ho chiamato Russo. Russo è il 13. Sì. Vabbè, un 1 in più. Via. Lo Scugnizzo questa volta bene. Deve bene, Marco Pugliatti a sistemare il pallone per Peppe Orlando. Un pochino lunga. Bravo Marco, bravo. Una bella Sì. alzata per Peppe Orlando. Si chiude il cambio. C'è un altro della- cambio, no. esce Francesco Sì, sì, sì. Pugliatti. Ed entra Ed Massimiliano entra Lopetrone. Massimiliano. Jolly guarda con chi è dietro, con i tre
I tre giovani. I tre piccoletti. Massimiliano Lopetrone, Luca Meleca e Alessandro Santacroce. Al servizio Massimiliano Lopetrone. Spin per lui. Buona! Ace per Massimiliano Lopetrone che chiude il secondo set 25 abbracciato. a 16, abbracciato da tutti quanti Massimiliano. Bravo Massimiliano. Il piccolino Esultanza con Alessandro Santacroce. Si divertono i ragazzetti della Jolly. Ed è anche... Si chiude quindi a 25-16 il secondo set, primo set 25-17, secondo set 25-16. Tanto c'è il pupo di Dionisio qui qua vicino a noi. in tribuna, pupetto di 1 anno e qualche giorno, forse è 1 mese. Guarda, gli serve pure per caricarsi a Massimiliano a questo punto. Sì, ha avuto problemi di spalla Fiducia. questa settimana, si è allenato poco, però entrare a fare un ace carica. Claudio Cimino inquadrato, dietro di lui il sindaco di Cinque Fronti Michele Conia, presente qui al Palabonini. Claudio Cimino, che ricordiamo l'anno scorso è stato protagonista e capitano in Serie C con la Jolly. E adesso dà un grosso contributo per quanto riguarda la parte tecnica della pallavolo. Intanto vi ricordo di passare dai nostri canali social dell'edicola, la nostra pagina Instagram, Edicola di Pinuccia, la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube. Potete iscrivervi, trovate tutti i link qui sotto. Nel nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Tra poche settimane, lo sappiamo, sarà Natale, vedremo quali eventi vi trasmetteremo in diretta qui da Cinque Fronti. Si riparte, squadra di nuovo in campo, Jolly avanti 2-0 di set. Accetta torna in campo per Barcellona, quindi Filoramo, Di Luca, Mazza, Vitanza, Russo, Accetta e degli esposti per quanto riguarda Barcellona. Di Pasquale, Mille, Orlando, Diana, puntorieri, Pugliatti, Francesco e Pugliatti Marco per quanto riguarda la Jolly. Secondo libero Luca Meleca, che entrerà in fase di difesa. In questo caso si partirà con puntorieri in ricezione, Orlando in panchina centrale, batte Barcellona, che sete di Stefano Diana, sbuca il pavimento del Palabonini. 1-0 per la Jolly. Poco oltre la linea dei 3 metri, l'ho rivista in replay perché ero impegnato a sistemare la luce. Proprio Stefano Diana al servizio, riceve Di Luca, schiaccia Vitanza, Ma c'è difesa, ma Di Pugliatti. altra occasione di Mille. Sì, Mille che adesso si lamentava con Tommasello. 1-1. Peccato perché Pugliatti era stato bravo a prendere quel pallone. Era nella posizione giusta
Servizio di Vitanza, occhio al servizio di Vitanza. 1000 1000. sfrutta Mani le mani fuori. del muro, Mani le mani fuori. di Mazza, secondo di muro, e spinge uomo. la palla. Francesco Pugliatti al servizio Plot per lui. sul libero di Luca, di qua il numero 14, tuffo di 1000 e Francesco Pugliatti che va in 4, tocca sotto la rete, non c'è stato il quarto tocco. 2 pari quindi, 14 era, accetta sì. la palla. Che è rientrato in campo dopo l'esclusione nel secondo set, sostituito da Ferracù. Riceve bene Dionisio Di Pasquale. 1000, 1000 questa per la volta Jolly. c'è di nuovo invasione di 1000. Sì, col naso forse ha toccato la rete. Appena Vai, è sceso, Luciano. appena è sceso. Concentrazione. 2-3. Riceve ancora Dionisio Di Pasquale, costretto ad abbassarsi molto. Primo tempo della Jolly, viene recuperato dal Barcellona. Simone Puntorieri a ricevere. Peppe Orlando Tocco ancora. leggero, palla che cade al centrocampo. Da una parte all'altra di campo Peppe Orlando si sposta in continuazione e Marco Pugliatti che continua a cercarlo. Peppe Orlando che ripaga la sua fiducia. 3 pari. Luciano 1000 al servizio, salto, out. Gli serve un po' di carica in questo momento a Luciano 1000. Avanti di 1 il Barcellona, adesso il servizio con Mazza. Riceve Dionisio Di Pasquale. preso di mira dagli avversari. È Pallone stata presa, recuperato? No, c'è un doppio tocco. invasione, Invasione del muro, è vero. numero 16. Degli esposti. A me sembrava l'avessero toccata tutti e due. No, è stata Forse un'invasione carambolato di il- petto, è stata presa di Sì. petto. Sembrava fosse carambolato il pallone. Quindi 4 pari, di nuovo parità tra le due squadre. Orlando Peppe Furioso al servizio, scende sul libero, tenta, Bravo, sì, Degli c'era il esposti. buco, non riesce l'Orlando, preso in contropiede. bravo degli esposti ad ingannare gli avversari. 4-5 quindi il punteggio, accetta al servizio. Bene Meleca, Puntorieri. Puntorieri, Dionisio tocco del tocca il muro, non riesce non a recuperare si Vitanza. ferma il numero 12 Vitanza quando poteva intervenire su questo muro dei compagni. Forse gli sembrava toccasse l'asta il pallone. Sì, c'è un E cambio. Cambio, Su 5 pari esce Luciano 1000, rientra Fabiolino sì. Remo, Remo. Fabiolino per noi, Fabio per gli altri. magari. Pagaia perché il Fabiolino, il piccolo Remo di casa si chiama Pagaia. 5 pari. Marco Pugliatti al servizio, riceve Di Luca che ha migliorato molto Primo la tempo, ricezione. ma c'è Meleca. Meleca questa volta che fa buona guardia. Francesco Pugliatti, Out. mani out, sfrutta di nuovo le mani di Vitanza, la appoggia quel tanto che basta. È molto curioso come Francesco, dopo che schiaccia, dopo che attacca, gira la testa senza guardare. Cosa? Quindi attacco Marco no Pugliatti look. al servizio teso sul numero 14, accetta. Muro della Tanto c'è il Jolly. muro su Vitanza, ci riprova Vitanza, cerca una palla spinta, Sì, Diana è stato bravo a di nuovo a Vitanza contrastare. senza muro, toglie le mani Francesco Pugliatti intelligentemente perché la schiacciata lo schiacciatore poteva sfruttare le sue mani. 7-5 break Jolly. Chiesta formazione dal capitano degli esposti. Marco Pugliatti
Su accetta primo tempo, ma murato il numero 13 russo. Mazza l'opposto, tira out. Completamente out l'attacco di Mazza. Carica troppo questo pallone e porta la Jolly a +3. Ancora con Marco Pugliatti al servizio. Teso sul Di Luca. Mazza, c'è però Marco Pugliatti. Meleca alza per Dionisio Di Pasquale. Wow. E dall'altra parte risponde Di Luca che manda al soffitto. Wow, un'alzata molto tesa in bugger rovesciato di Luca Meleca ha permesso a Dionisio Di Pasquale a schiacciare forte questo pallone. Barcellona che non è riuscito a contrastare questo attacco, pallone che è finito sul tetto del Palaponini. 9-5 quindi il punteggio. Time out chiesto dal coach Carissi per il Barcellona. Squadra è nuovamente in campo. 9-5 Marco Pugliatti, ancora lui al servizio per la Jolly. Pericoloso questo +1 della Jolly, crea parecchi problemi al Barcellona. Su Di Luca, Vitanza, l'asta. Tocca l'asta l'attacco di Vitanza. 10-5, avanti di 5 a Jolly. Marco Pugliatti ancora. Su Di Luca che in tuffo cerca di intercettare. Di Vitanza a muro. Monster block di Diana. Ancora lui, Stefano Diana. Continua a saltare bene a muro e a creare problemi agli avversari. 11-5, bravo Stefano. Marco Pugliatti al servizio. Su Vitanza Non al meglio la ricezione. c'è invasione del numero 16 degli esposti. Era riuscito a schiacciare questo pallone Dionisio Di Pasquale. 12-5, cambio per Barcellona. Esce proprio Vitanza E rientra Ferracù. Marco Pugliatti, sempre lui al servizio. Sempre su Di Luca. No, non è Di Luca, è Costantino il libero. Ah, ho Costantino, ho visto il libero, non ho notato. L'attacco di Dionisio Di Pasquale che termina. Si ferma sul nastro. Finisce questo ciclo, questa serie che è partito siamo partiti sul 5 pari. 12-6 siamo. Dionisio Di Pasquale bene, la ricezione. ripassa dall'altra parte però. Bravo Francesco. Salta la Jolly con Dionisio Di Pasquale che tocca a muro. Copre bel muro. Murato Francesco Pugliatti chiede scusa a Fabiolino Remo che non era in posizione. Troppo schiacciato in avanti. 12-7. Il neo dottore Fabiolino Remo. Dottore in scienze motorie da un mesetto e mezzo. Russo al servizio da fondo. Puntorieri Dionisio Di Pasquale, diagonale perfetta. Bravo Dionisio a caricare, era anche un po' squilibrato. Passa in mezzo al muro. (13-7) al Palaponini di 5 pronti. Questo terzo set. Dionisio Di Pasquale al servizio. Da fondo campo come sempre. Ferracù. Alzata bella Mazza. questa alzata all'indietro. Ne approfitta Mazza. Sì. Salto di Remo se non mi sbaglio, che colpisce questo pallone mandandolo out. Sì, ma era stato un colpo di reni.
riceve Simone Puntorieri, Pugliatti Remo. verso Fabio Remo, Tocco del muro, di nuovo Mazza ci prova, ma c'era sulla traiettoria Puntorieri, palla che finisce dietro il LED, quindi rimane bloccato lì. 13-9, approfitta di questo momento positivo il Barcellona, con il suo palleggiatore al servizio. riceve Dionisio, Primo tempo di Diana che Ancora afferra lui. il pallone. Sentite le campane ancora Stefano Diana per la del Jolly. Molisano. Di dov'è? 14-9, Avignone, Ma va, e che fanno ad Avignone? le campane. Bravo. Eccolo. Rintocco di campana. Oh, una brutta sfiora. ricezione di Costantino. Dionisio. Tripol. Oh. Fabio Remo Tenta una palla pallonetto. spinta a fondo campo Remo, ma la spinge troppo. Sì, perché il pallone che gli ha alzato Pugliatti era un po' basso, non lo poteva schiacciare, quindi approfitta e manda una palla Ferracù spinta. al servizio. Simone Puntorieri, ancora Giorgi Out. con Peppe Orlando. Out. Anche Peppe Orlando afferra, aggredisce il pallone, ma la palla finisce out. 14-11, time out chiesto da mister Tomasello, secondo time out di questo set. Chi salutiamo a Barcellona? Pippo. Bravo. Se qualcuno lo conosce, Pippo della... C'è un solo Pippo che ha una ferramenta a Barcellona. Lo saluta Renato, amico motociclista. (14-11) al servizio Ferracco. Dionisio Di Pasquale. Arriva sul pallone Marco Pugliatti, buona lazzata per Francesco Pugliatti. Di Costruzione là si del oppone. Barcellona. Accetta, poi la Jolly con Remo a fondo campo, copertura Pugliatti verso l'altro Pugliatti. Ci riprova Remo. Murato, ancora una volta Fabio Remo. Non passa Fabiolino. Sta avendo qualche difficoltà in attacco Fabio. Ed Ecco, ecco che viene cambio. sostituito. Rientra Luciano Mille al posto di Fabio Remo. 14-12 il punteggio. Ferracco Ferracco. al servizio. È out. No, è out. Out. Di pochissimo. Pochi centimetri. Sì. Poco dopo la linea. La palla non si è schiacciata perché era una palla a campanile. Non c'era la forza delle spin. Francesco Pugliatti al servizio. Jump flot per lui. Se lo accetta, l'altra parte Mazza, tocco del muro, ci mette una mano. Dionisio Di Pasquale non ci arriva. Ha fatto bene Dionisio a metterci la mano. Però purtroppo Una pallone mano che si impenna. distinto. La palla si impenna. Non è inquadrata dalla telecamera fissa. Ancora Di là, pallone a intanto c'è campanile. una Ferracco Ferraccu in per bagger. accetta. Si Ehi! ferma la palla sul secondo di muro. Tal Orlando Furioso. E si fa sotto. Di un punto. Barcellona. Piccolo blackout della Jolly. Forse sta concedendo troppo agli ospiti, si sta rilassando troppo la formazione di Tomasello. All'indietro Francesco Pugliatti Senza muro. Buca. a svegliare i suoi compagni. Francesco Pugliatti con questo colpo forte senza muro ne ha approfittato. 16-14. Bene Marco a mandarlo senza muro. Non viene letta questa alzata di Marco Pugliatti. Luciano Mille al Spin. salto, ma Out. out. Luciano stasera non è in partita. No,
problema è che gli errori lo fanno andare in confusione, non è sereno. Intanto riceve 1000 Mazza e Dionisio Di schiaccia Pasquale. Dionisio Di Pasquale che manda +2. Raccoglie il pallone Pepperlando, centrale proveniente da Cetraro. Pallone su Ferracu, Accetta, forte, sfrutta le mani di Stefano Diana. Diana, secondo Di Muro che era un po' staccato e non invadente. E ritorna sotto. Sì, sotto di 1 ancora una volta Barcellona. A Intanto servizio c'è con il Accetta. 14, accetta il servizio. Salto per lui, buona e buona anche la Bene, ricezione. sì. Puntorieri. Palla Ci ha tentato un pallonetto Dionisio Di Pasquale, ma in discesa riesce con la punta delle dita l'alzatore degli esposti a rimandare al mittente. E parità. Ancora spin per Buona. Questa volta ci mette un pochino più di forza, però c'è di là il libero. Ferracu. Buona, 1000 che tiene Francesco Pugliatti, tocco Buona. leggero del Muro che manda un pochino Mazza, si dispera. Sì, infatti gli è andata bene a Francesco Pugliatti perché Mazza era lì sul pallone, ma non è riuscito a contrastare questo attacco. Avanti di 1, torna in vantaggio la Jolly. Ma ancora Marco Pugliatti al servizio. Costantino. Pipe di Accetta. Accetta questa palla. Accetta e non l'accetta Meleca. Anzi la rifiuta. E siamo sul 18. Ti dice niente? E tu tu sei giovane. Io il 18 lo rifiuto. Gli anziani sanno che lo vedi. Russo È un pochino lunga. Out. Russo regala il 19° punto alla Jolly. Mentre è pronto Dionisio Di Pasquale. Era una trasmissione delle reti Fininvest Drive-In, dove c'era un calabrese che non era calabrese, faceva il calabrese universitario. Riceve, accetta, schiaccia Ferracu. Muro di Diana su Ferracu. Ancora Stefano Diana. 20-18. Dionisio Di Pasquale, sempre a fondo campo, a molto fondo campo, con palla Su Accetta. Ferracu, tenta il pallonetto, Dionisio non passa. Non recuperato. C'erano sulle palle, erano andati sulla palla sia Luciano Mille che Marco Pugliatti. Sì. Si sono ostacolati a vicenda. 20-19, di nuovo a -1, +1 per la squadra ospite, in attesa della pulizia del campo, a fondo campo, degli esposti, capitano, palleggiatore. Cambio per la Jolly. E rientra lo Scugnizzo di Siderno. Esce Dionisio Di Pasquale ed entra Alessandro Santa Croce. Quarto anno qui a Cinquefrondi per Alessandro, vero? O terzo O quarto. No. Luciano Mille, Buono, tocco del Muro. A tutto abbraccio a Luciano. 20-19. È stato netto il tocco del... È stato netto e stanno ancora protestando. Stanno pure protestando. Ma break Jolly, avanti di 2. Stefano Diana al servizio.
su Costantino. Mazza, Muro, out. Out Di poco. di pochissimo. Ma c'era la guardia della copertura di Barcellona. Sì, poi sotto gli occhi dell'arbitro. Vabbè, ma ce ne sono stati casi, Ferracù. Fallo della Jolly. Qualcuno è partito prima. Ecco, il secondo arbitro sta spiegando a mister Tomasello. Dice solamente ho chiesto spiegazioni al primo arbitro. 21 pari, comunque di nuovo parità. Ferracù al servizio, riceve Alessandro Santacroce, riceve bene all'indietro Francesco Pugliatti, mani out. 22-21 per la Jolly. Buona la ricezione di Santacroce. Luca Meleca per la Jolly, libero di difesa. Templot. Accetta, schiaccia forte proprio su Luca Meleca. Luca che non riesce a contrastare questo attacco. Rientra Puntorieri. Siamo 22 pari, sì. Con Filoramo centrale alla battuta. Corta su Luciano Mille, primo tempo. Peppe Orlando furioso. E guarda lì Filoramo, gli rimane la palla lì. In pratica l'ha bloccata sotto le sue gambe. Filoramo non è riuscito a contrastare questo attacco. Sì, si chiude il cambio, penso. Entra Dionisio Di Pasquale ed esce Alessandro Santacroce. Luciano Mille al servizio, intanto di là c'è richiesta formazione per Capitan degli Esposti. Luciano Mille alla battuta. Jump flot per lui su Costantino. Accetta Muro. Master block. Stavolta Peppe Orlando per la Jolly e non Stefano Diana. 24-22. Si fa sentire anche Peppe Orlando a Muro. 2 match point. Time out chiesto da Barcellona su questo match point. Barcellona già pronto ad entrare in campo, fischia l'arbitro. Raccoglie il pallone Luciano Mille. Sempre su Costantino. Accetta. Oh, prende in pieno Luca Meleca, ma può costruire la Jolly, addirittura con Pugliatti a schiacciare. Mazza. Senza Muro. Ha coperto Luciano Mille. Era troppo lunga la palla, non ci arriva. Dionisio Di Pasquale, finisce la palla sull'asta. 24 sull'asta, sì. 23. Il set più combattuto fino a qui. Mazza alla battuta. Riceve Puntorieri, Pugliatti verso Dionisio. E questa volta si riprova Dionisio Di Pasquale che porta a 25 la sua squadra. 25-23, si chiude qui questo match. Bravi ragazzi, hanno fatto una bellissima prestazione anche sotto pressione, soprattutto nel secondo set, ed è anche un oggetto di cui ne parleremo con mister Tomasello nell'intervista. Gabriele, oggi ho portato il microfono. Sì. Ci vediamo in campo.
quindi puoi scendere. Ricorda i parziali, Renato, e dai anche un MVP. Vediamo 20, non lo so, 25-17, 25-16, 25-23, Marco Pugliatti. se Pugliatti. Finalmente c'è uno dell'edicola che si fa la foto. Gabriele. Accendiamo il microfono. Ok, c'è. Vediamo chi è il primo. Lo Scugnizzu? Prova? Sì, ci sei, anche Ci forte, sono? anche troppo forte. Alessandro Santa Croce. Ale, volevi fare un saluto, è per questo che sei qui. Volevo salutare la mia famiglia che oggi non è potuta venire e soprattutto volevo salutare mamma che purtroppo non può essere qui, però se che mi guardi ti voglio un mondo di bene, eh? Anche Questa noi. la dedico a lei. Grazie Ale. Voleva solamente salutare, non ha Anche voluto noi. domande sulla partita e vediamo ora, chiamo il mister Tomasello, arriviamo subito. Abbiamo perso il mister. Dov'è il mister? Eccolo laggiù. Arriva, arriva. È andato Gabriele a recuperarlo dalla parte opposta del campo. Siamo qui con il mister della Jolly, Giacomo Tomasello. Mister, sei contentissimo? Una buonissima prestazione dei tuoi ragazzi. C'è stata una piccola pecca, no? Nel secondo set, un po' di pressione anche nel terzo set, infatti il parziale è finito 25-23. Sì, questa secondo me è figlia del fatto che noi la scorsa settimana non abbiamo giocato. Questo campionato è molto difficile già solo se si gioca ogni sabato. Avendo 3 soste ogni fase, quindi 3 soste all'andata, 3 soste al ritorno, diventa difficile per i ragazzi anche entrare in una situazione di continuità. Sono contento perché i ragazzi hanno reagito bene anche a quel piccolo calo che c'è stato. Credo che stiamo lavorando bene tutti. Sono contento così. Non dobbiamo però vivere del passato, Noi dobbiamo andare avanti, fare le nostre gare un passo alla volta e poi alla fine del campionato tireremo una bella linea e vediamo dove siamo arrivati. Oltre ad una bellissima prestazione da parte di tutti quanti, come sempre Marco Pugliatti a gestire alla grande i palloni, abbiamo visto una buona compattezza al muro. Soprattutto Stefano Diana ha fatto tanti muri, e poi volevo sapere come hai vissuto quel 25esimo punto del secondo set di Massimiliano Lopetrone con una bella spin, un bel ace.
Ma io lo ribadisco, lo dico anche ai ragazzi, lo dico sempre. Io ho 15 giocatori, 16 perché nel roster siamo in 16 e quindi ogni sabato è già difficile scegliere chi sta in campo e chi sta in tribuna. Sono tutti ragazzi che comunque si stanno dando un'anima e si vede, anche Massimiliano è entrato nella parte, ognuno di loro sa che ruolo deve ricoprire anche in piccola parte e quindi sono contento perché la squadra è questa, nel senso l'aggettivo squadra è proprio questo, sapere dove devo andare, quello che devo fare, se la mia squadra ha bisogno anche di un solo punto, anche di un solo ricezione, anche di un solo muro. Massimiliano l'ha capito bene, ma penso che in questa squadra l'abbia capito bene anche Fabio e via dicendo, chi purtroppo per spazio non ha tanto spazio, però credo che pian pianino riusciranno a ritagliarsi sempre di più i loro spazi, perché io ripeto ancora una volta, il nostro progetto è un progetto che deve portare alla fine poi i risultati concreti di crescita di atleti anche più giovani. E questa rosa ampia può essere un fattore positivo per la Jolly, perché comunque anche per la freschezza di quelli che subentrano in partita, magari qualcuno è un po' più giù, cala di prestazione durante la partita, hai la disponibilità di altri giocatori che sono più freschi e magari pure mentalmente riescono a sollevare la squadra. Sì, no, diciamo che è stata una scelta mia nel momento in cui la società mi ha proposto altri ragazzi che potevano essere integrati. Faccio per dirne una, no? Il progetto Under 18 che è molto parallelo al progetto che stiamo facendo. Io non ci ho pensato due volte, secondo me bisogna mettere in chiaro le cose con i ragazzi dall'inizio, cosa che abbiamo fatto tante volte, e dopo un periodo di prova, dopo un periodo di metabolizzazione, abbiamo capito, ognuno di noi, compreso io e il mio staff, che ognuno di noi ha un ruolo in questo campionato, in questa squadra, in quest'anno. L'anno prossimo sarà un altro anno, l'anno che è stato era un altro anno. Questo è un anno diverso, è un anno in cui la Jolly deve crescere mentalmente e fisicamente, ma soprattutto tecnicamente. E loro hanno la possibilità, giocando con questi grandi campioni, vedi Dionisio, che ha fatto la differenza anche stasera, di fare bene e di recepire tutte le informazioni che in futuro gli serviranno. Perfetto, grazie mille mister Tomasello. Possiamo chiudere qui questa diretta, grazie ancora per averci seguito. L'appuntamento passa alla prossima con l'edicola di Pinuccio. Grazie ancora e in quel di Catania. Arrivederci alla settimana prossima. Sigla.